Il senso dell'adesione della Sardegna era quello di pieno riconoscimento di obiettivi che erano gli obiettivi del piano per il Sud, due obiettivi principali che poi si sono declinati in una serie di priorità. Il primo, quello di favorire la coesione nazionale e lo sviluppo del mercato interno attraverso la realizzazione delle grandi infrastrutture di trasporto. Il Mezzogiorno d'Italia in generale, la Sardegna se vogliamo in particolare, soffre di un deficit infrastrutturale che è ancora molto profondo, molto pesante, che incide quotidianamente sulle dinamiche di sviluppo della nostra regione. La scelta evidentemente va proprio nel senso di voler contrastare con interventi concreti e con azioni mirate ed efficaci questo tipo di deficit. Le priorità nelle quali questo obiettivo si è declinato sono quelle relative alle reti ferroviarie, metropolitane per il potenziamento della rete ferroviaria regionale e della grande viabilità stradale. Ci sono una serie di interventi, fra tutti ricordo quello che è assunto a emergenza di carattere nazionale straordinario, che è quello della Sassari-Olbia, una infrastruttura per la mobilità, una dorsale sulla nostra, nella parte nord della regione, che ahimè purtroppo continua a mietere una media di una vittima al mese, quindi era un imperativo anche etico categorico la necessità di trovare le risorse e di avviare l'intervento. L'altro obiettivo che abbiamo sposato e nel quale poi abbiamo declinato ulteriori priorità è quello della possibilità di creare condizioni per raggiungere degli standard di alto livello nei servizi essenziali, di alto livello sia di tipo nazionale che comunitario, e gli interventi si sono declinati in interventi di servizi di cura, in particolare interventi per potenziamento di case della salute, interventi di domotica in favore dei soggetti disabili e poi potenziamento della scuola, interventi per la scuola digitale, quindi il progetto Scuola Digitale Sardegna, che diventa un progetto di valenza nazionale e anche se vogliamo pilota in campo nazionale, che è quello che cambierà totalmente lo scenario della scuola con l'utilizzo di infrastrutture e di metodologie molto avanzate, e infine l'agenda digitale. Siamo oggi, lo possiamo dire, a distanza di un po' di tempo dall'avvio di questo percorso, molto soddisfatti, i risultati concreti ci sono, il ringraziamento non è un ringraziamento affatto di circostanza, ma è sincero a fronte di un quadro molto positivo.